Un boato forte, i vetri delle finestre che tremano, poi nel parcheggio del supermercato alcuni uomini con la pila che corrono da una parte all'altra. La banda dell'acetilene è tornata in azione, tanto gas da provocare una deflagrazione che ha letteralmente fatto volare alcune parti della cassa continua di questo supermercato ad un centinaio di metri. L'esplosione ha svegliato i residenti. Colpo forte. Se pensavo fosse stato un incidente, avevo guardato dalla finestra e visto che era di uomini che erano dentro con la pila. Ha visto quindi della gente che aveva la pila in mano? Sì, quando era già successo, si era fermata una macchina là passata che era i cancelli chiusi e sono andati dietro di corsa con la pila a vedere cosa è successo. Quante persone ha visto? 4-5. Erano le 2:20 più o meno questa mattina, Avete preso paura? abbastanza. Sì, perché non sapevamo cos'era successo. Dopo è uscito il mio compagno, sono usciti i miei cognati a vedere, abbiamo visto del movimento, però io sono rimasta dentro perché lei si è svegliata subito. Mio figlio ha sentito il colpo. In molti hanno pensato fosse accaduto un incidente e poi si sono resi conto di quanto stava succedendo poco distante. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri. Sul posto sono arrivate alcune pattuglie che hanno recuperato poco distante dal luogo dell'esplosione una parte del bottino rubato dalla banda, alcune migliaia di euro. Malviventi specializzati in questo tipo di colpi hanno agito in poco tempo, poi sono fuggiti a bordo di una macchina facendo perdere le tracce. Le indagini dei carabinieri di Conegliano e di Treviso che ora stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona. I danni complessivi sono in via di quantificazione. I militari nella mattinata sono tornati davanti al buco lasciato dall'esplosione per raccogliere altri indizi, mentre il direttore del supermercato si è recato dai carabinieri per la denuncia. Nessuna persona è rimasta ferita, è caccia alla banda.